La Sardegna è fuori dal tempo e dalla storia. È il luogo in cui nascono i colori prima di diffondersi nel mondo. La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi. 24.000 chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come paradiso. Siamo il regno ininterrotto del lentischio, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi. Buonasera a tutti, bentrovati, più forte e più bello l'applauso. Buonasera a tutti, in diretta su Sardegna Live da Ollollai ci regaliamo una serata di pura magia, perché il Natale da qualche anno a questa parte ufficialmente per noi parte proprio da qua. Da una parte una comunità che con quell'abbraccio ospitale riesce ad accogliere tutti nel miglior modo possibile e dall'altro questi giovani che hanno la possibilità di vivere nel mondo delle tradizioni popolari attraverso un evento che accende i riflettori solo su di loro e saranno davvero tanti i protagonisti di questa giornata. Chi indossa l'abito tradizionale arrivano da diversi paesi della nostra isola e sono sicuro che ci regaleranno tante belle emozioni. Emozioni sotto l'albero a Pizzinnu Mitorro. Ololai diventa davvero per un giorno la capitale dei bambini in Sardegna. Ed è vero, li vedremo ballare, li ascolteremo cantare, qualcuno porterà un suono, ma tutti uniti con lo stesso intento, di regalarci una serata all'insegna della bellezza, perché la stagione dell'infanzia è quella in cui ci piace ritornare spesso, anche quando gli anni passano e in qualche modo fotografiamo la via di un ritorno. Ma avete visto e soprattutto ascoltato le voci che hanno aperto il nostro incontro e meritano davvero l'applauso più bello. Il coro Piccole Note di Tissi, diretto da Laura Santucciu.
E c'è una canzone che tra poco ti vedrà protagonista con questi bambini che è diventata la nostra canzone del Natale, ma prima ci sono altri due momenti che loro ci regaleranno, i loro sorrisi, ma soprattutto i loro sguardi ci danno la possibilità di entrare nel clima magico del Natale. E adesso le due canzoni ci daranno davvero la possibilità poi di entrare in quello che è il racconto attraverso la musica. Che cosa abbiamo scelto di regalarci per questo Natale in musica? Una stella a Betlemme e Forza Gesù. Una dietro l'altra, applauso. Una stella c'è sulla mia città, nella notte scura la sua luce illumina il cielo e splende lassù tutto il cielo blu. A Betlemme sai, è già sera ormai, ma se guardo il cielo, quella stella splende d'amore sempre di più, splende da lassù. Salam, salam, oh mia città, salam, salam, la mia realtà, salam, salam, io ti amerò, salam, salam, ritornerò e me tornerò, la tua terra rivedrò, con la pace e l'armonia, io ritorno a casa mia, saluto te, salam, abbraccio te, salam, la mano nella tua sarà e ti dirò salam, fiori e farfalle in libertà, presto la terra mia rivedrà, la primavera tornerà e un grande amore poi rinascerà nel cuore mio, nel cuore tuo, amore che la pace a tutti quanti porterà. Fiori e farfalle in libertà, presto la terra mia rivedrà, la primavera tornerà, musica e fantasia ci sarà. Una stella c'è sopra tutti noi e se guardo il cielo, quella stella splende di pace anche qua giù, tutto il cielo blu. Salam, salam, oh mia città, salam, 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 io ti amerò, salam, salam, io resterò. A Betlemme terra mia, con i canti e l'allegria, l'oleandro fiorirà e la pace tornerà. Saluto te, abbraccio te, la mano nella tua sarà e ti dirò salam, fiori e farfalle in libertà, presto la terra mia rivedrà, la primavera tornerà e un grande amore poi rinascerà nel cuore mio, nel cuore tuo, amore che la pace a tutti quanti porterà. Fiori e farfalle in libertà, presto la terra mia rivedrà, la primavera tornerà, musica e fantasia ci sarà, musica e fantasia ci sarà. Salam! Ogni sera quando prego nel lettino, pensa a quello che si vede da lassù, tutto il male che viviamo sulla
Non c'è bisogno di dirvelo. Vogliamo già bene a questi bambini, anche alcuni di noi che li stanno ammirando e apprezzando per la prima volta. Ancora un saluto al coro Piccole Note di Tissi. Mario? Dove sei, Mario? Vieni qua, perché dovete sapere che Roberto e io negli anni abbiamo coltivato un'amicizia con tutti i bambini di questo coro, ma con Mario c'è un rapporto speciale, perché noi andiamo al bar, andiamo a bere insieme un po' di birra, giusto? Sì, anche se a me non mi piace la birra. Non ti piace? Però mi piace la Coca-Cola. Quindi io la birra e tu la Coca-Cola. Sì. Ascolta, siccome siamo vicini al Natale, no? Mi piacerebbe che fossi tu, guardando là verso tutti, ad augurare il più bello degli auguri di Buon Natale. Vai. Auguri di Buon Natale a tutti che guardano tutti i nostri concerti. E a questo proposito, il 27 dicembre noi saremo al Teatro Verdi di Sassari a cantare anche lì. E pure a Baresi. È giusta la data? È giusta la data? Cosa ha detto? Ah, devi andare anche a Badesi a cantare? Sì, se abbiamo il concerto lì, forse sì. Va bene. Applauso a Mario. Grazie Mario. Allora, faccio tutto da solo perché dovete sapere che c'è una canzone, come accennava Roberto all'inizio, che io e Laura abbiamo il piacere di cantare insieme ai bambini del coro, Piccole Note. Ed è una canzone molto bella dedicata al Natale. Il Natale sei tu. E questa canzone è stata scritta proprio da Laura Santuccio, che dirige anche il coro, e da Fabrizio Sanna, un altro mio amico. E quindi che facciamo? Ce la cantiamo? Il Natale sei tu. Quando sei arrivato tu, non c'erano luce, alberi, né regali da scartare, anche se era il giorno di Natale. Tu non eri come me, che mi arrabbio a volte senza un perché. Un segreto io lo so mantenere. Tu avevi un superpotere che nessuno hai mai fatto vedere. E se guardi con il cuore capirai che qua giù ci sono tante persone che non credono più. Basta un gesto, un sorriso per portarle più su e capire che in fondo il Natale sei tu. Ti prometto di restarti accanto e non lasciare i tuoi sogni in un cassetto. Sarai il regista di una splendida avventura, protagonista senza mai aver paura. Ti prometto che tutti i miei no saranno forza per il tuo domani, e i sorrisi che la vita ti farà saranno grandi e non ti accorgerai che con gioia e amore crescerai. E se guardi con il cuore capirai che qua giù ci sono tante persone che non
un gesto, un sorriso per portarle più su e capire che in fondo il Natale sei tu. Quando senti di essere solo, alza gli occhi fin lassù. Troverai la tua stella che nel buio splenderà. E se guardi con il cuore capirai che qua giù ci sono tante persone che non credono più. Basta un gesto, un sorriso per portarle più su e capire che in fondo il Natale sei tu. Il Natale sei tu. Le piccole note e Giuliano Marongiu che ritrovano il Natale in questa canzone. Laura Santucciu li ha diretti e ci ha dato la possibilità davvero di trovare una canzone che sprigiona la vera essenza di questo momento. A te il piacere di interpretarla. Prima abbiamo salutato il piccolo Mario, però l'applauso lo vorrei rinnovare davvero a tutti questi bambini che con un sentimento del tutto particolare cantano e ci danno tanta forza. Aspetta, c'è un fuori programma. Che cosa c'è, Mario? Allora, siamo in diretta, lo sapeva? Sì, come? Siamo in diretta. Ma lo sapevate che siamo in diretta perché questa è stata formata da Giuliano Marongiu. Sì, è da Roberto Tangianu e siamo su Sardegna Live, va bene? Quindi salutiamo anche tutti i bambini che ci stanno guardando da casa. Saluta tutti. Ciao a tutti ciao a tutti i bambini che ci stanno guardando da casa, a tutti che ci stanno guardando da qua. Grazie di cuore. Laura, facciamo andare via i bambini, più tardi li ritroviamo perché ci sarà un finale con tutti quanti su questo palco. Vado anch'io via coi bambini e ti lascio in buona compagnia. Rimani, anche perché vorrei fare una cosa, se tu sei d'accordo. Se accendiamo una luce sulla nostra sala e queste telecamere... C'è un buio stasera, non capisco perché. Inquadrano secondo Fatevi il un pubblico. applauso grande. Anche perché la forza di una manifestazione che vive, che continua il suo percorso nel cuore della Barbagia ci dà davvero la possibilità di ritrovare l'unione tra diversi paesi, tra diversi protagonisti di questa Sardegna. E noi ci trasferiamo subito a San Mugheo, questo centro che si racconta per l'artigianato, per il carnevale, un paese che ha dato la possibilità, attraverso le prime immagini della cavalcata sarda, di ritrovare l'abito tradizionale di San Mugheo. E poi la principessa Mafalda che indossa l'abito femminile viene ritratta in un settimanale di Napoli. E quindi un percorso tutto da vivere, tutto da studiare, ma soprattutto l'aspetto più bello di questa comunità è che ci sono tantissimi giovani che oggi l'abito tradizionale continuano a indossarlo, continuano a ballare, continuano a danzare nel segno del rispetto e di una passione per le tradizioni popolari. E da E allora San Mugheo li accogliamo sul palco. Un applauso per il mini folk su Fedu di San Mugheo. Eccoli qua. Saranno accompagnati da Roberto Fadda e ovviamente San Mugheo è tutto quello che ha detto Roberto e molto di più, ed è soprattutto la danza che loro interpretano in senso lato, perché sono diversi balli che hanno in repertorio e stasera in apertura ce ne regalano subito uno. Ragazzi, se venite sul palco possiamo iniziare. Un applauso per gli amici di San Mugheo. Eccoli qui.
Il ballo che interpretano è Sorrosciada, accompagnati da Roberto Fadda. Applauso. L'applauso più forte per Samugheo su Fedu, questa formazione che ha ritrovato l'accompagnamento musicale di uno dei maestri della nostra isola, Roberto Fadda. Ben trovato anche a te, però permettetemi un secondo di rivolgere sì un applauso a chi ha speso tanta della sua vita per insegnare a generazioni di samughesi a danzare e a ballare. Ad Alberto, che è qua con noi, è il loro maestro, ma soprattutto è una guida e soprattutto un punto di riferimento di vita. Quindi ad Alberto l'applauso da parte di tutti per queste tradizioni che, mandate a memoria, lui insegna, e soprattutto per la passione che riesce a trasferire a questi giovani. Loro torneranno più tardi sul nostro palco, quindi adesso si congedano, ma sarà Roberto Fadda ad accompagnare l'uscita
del gruppo folk Sufedu di Samugheo. Applauso. A Pizzinnu Mitorro, quindi uno spettacolo dedicato ai bambini e fatto fondamentalmente interpretato dai bambini. E adesso abbiamo due musicisti in erba ma che hanno già uno sguardo verso il futuro. A me piace presentarli come nostri due amici, perché sono davvero giovani, però quando ci vedono hanno davvero un entusiasmo del tutto particolare, che è assolutamente ricambiato. L'applauso per Elia e Geremia Zucca di Villa Urbana, ben trovati a voi. Fateglielo più forte l'applauso, perché l'applauso ci dà sempre la possibilità di avere una carica in più. Fisarmonica e organetto, questo percorso che loro stanno avviando nel mondo delle tradizioni popolari, ma tu sai che noi abbiamo già fatto a Ruinas una processione insieme. Io ho suonato con le launeddas, la fisarmonica e l'organetto per le vie del paese, accompagnando poi un santo. E oggi ovviamente hanno una bellissima occasione di condividere questo momento di festa con altri bambini della loro età. Chi dei due è Elia, chi dei due è Geremia? Tu sei? Io sono Elia. Io sono Geremia. Allora facciamo una cosa, voi adesso vi accomodate, così preparate le vostre fisarmoniche e noi ovviamente vi presentiamo dicendo già che tra poco sarà la volta di Oliena, perché anche Oliena col suo mini folk oggi è presente, e subito dopo avremo un grande ospite che ci intratterrà perché stupirà i bambini, ma credo che divertirà anche i grandi, e quindi Giuca Scasella, annunciato come ospite d'onore di questa edizione, è già qua e tra pochissimo sarà su questo palco. Il tempo di consentire ai nostri bambini di potersi preparare, ma abbiamo il sindaco di Ololai che ovviamente adesso ci raggiunge. Lo vuoi presentare tu? Francesco Columbo, ovviamente qua con noi, ci dà la possibilità di avere un saluto da parte di tutta la comunità. Lo accoglierei con un applauso. Francesco, raggiungici sul palco, questa comunità che resiste, questa comunità che offre numerosi spunti nell'organizzare degli eventi che portano all'Olai tantissime persone, e all'Olai che poi si manifesta sempre nel miglior modo possibile. Certo, anche quest'anno ritorna a Pizzinnu Mitorro una manifestazione dedicata ai bambini, perché il Natale è la festa dei bambini. E io amo definire proprio il nostro paese come un paese a misura di bambini. Ecco l'augurio da parte dell'amministrazione comunale e dal sottoscritto che sia un Natale ricco di gioia e di soddisfazione. Grazie. Grazie al sindaco di Ololai, con un bel applauso. Questo spazio è molto bello, ma è anche molto rumoroso, per cui i bambini tendono a parlare forte e io devo dire che ho quasi difficoltà a sentire chi ho vicino. Volevi aggiungere una cosa? Sì, niente, volevo ringraziare tutta l'organizzazione, voi due naturalmente, Giuliano e Roberto e la Proloco, che ci dà ogni anno ci regala questa festa che mette insieme tutti noi. E voglio ringraziare anche gli altri che sono venuti da fuori. Grazie mille. Grazie al sindaco di Ololai. Siamo pronti, Roberto? Siamo pronti, allora non ci rimane altro che ascoltarli. Stiamo qua sul palco noi ad ascoltare loro. Adesso faranno vediamo, un duetto, faranno un duetto, quindi suoneranno insieme questo momento di tradizione. Sai Anno che cosa hanno scelto? No, perché ti sei preparato tu, sei tu che hai studiato. Mi sono preparato io, un ballo campidanese, giusto? Quindi organetto fisarmonica, l'applauso per Elia e Geremia Zucca. Sì, ha detto.
Elia e Geremia Zucca, potete venire qua al centro del palco, vicino a me, anche perché l'applauso lo voglio far sentire da vicino, ma soprattutto perché dopo vi chiedo di suonare insieme, se possibile. Facciamo una concordia, organetto e fisarmonica. Non si può spostare? Non per suonare, per l'applauso, per l'applauso. Elia e Geremia, grazie per questo momento che ci avete regalato. Vi ricordate che eravamo a Ruinas quest'estate e vi abbiamo invitato qua a Lollai e voi subito avete accettato il nostro invito e ci ha fatto davvero piacere. Dopo suoniamo insieme, va bene? Facciamo una concordia. Ancora un applauso a loro da Villa Urbana, due piccoli protagonisti delle nostre tradizioni popolari. Potete scendere da lì, quindi lasciate il palco, raggiungete Giuliano e noi andiamo avanti, anche perché adesso ci sarà una vera e propria invasione di questo palco. Loro arrivano da Oliena, quelle tradizioni mandate a memoria, e l'applauso in questo caso lo facciamo al gruppo folk Bator Moros, un'associazione culturale che promuove le tradizioni olianesi. Sono davvero tanti i bambini che avranno modo di salire su questo palco. Adesso un organetto con Michele Puddu avrà modo di interpretare su Passo Torrau, ma davvero la bellezza di questi giovani che indossano l'abito tradizionale e ritrovano una grande passione. Anche qua una guida attenta che li porta a scoprire quelli che sono i percorsi della nostra tradizione popolare. Chissà cosa direbbe il D'Annunzio, che ha visitato poi Oliena, nel vedere questo bel colpo d'occhio con tanti piccoli olianesi. Direbbe che ci aveva visto giusto quando lui è arrivato agli inizi del secolo scorso, a soli 18 anni, approfittando appunto di questo invito ad alta voce. E direbbe che Oliena, così come conserva il suo passato, sa tenere uno sguardo sul futuro grazie alla vivacità dei suoi piccoli abitanti. Pensate che sul palco, adesso si è completata un po' la formazione,
abbiamo una cinquantina di bambini e adolescenti che sono solo una parte della grande associazione che risponde al nome di Battor Moros. Quindi un applauso per Oliena, che ci riserva sempre bellezza in tutto quello che fa. E ho visto, tra l'altro, Roberto, già Michele Puddu, che è pronto per accompagnare il primo ballo, poi dopo torneranno in un secondo momento, ma io credo che questo sia sicuramente uno spazio da riempire con gli occhi che hanno fame e sete di bellezza. Un applauso per Oliena.
Devo dire che la bellezza di questo momento ci ha regalato colore, tradizione, valori, questi bambini che veramente ci offrono la possibilità di poter continuare a raccontare ancora la nostra Sardegna. Li ritroveremo più tardi su questo palco, però credo che l'applauso debba partire da parte di tutti voi. Sono stati veramente meravigliosi. Che ne pensi, Roberto? Davvero un colpo d'occhio che poi attraverso il ballo ha restituito l'immagine migliore di Oliena. E noi siamo davvero orgogliosi oggi di averli qua con noi, perché la festa dedicata ai bambini attraverso queste tradizioni che continuano ha un valore aggiunto, senza ombra di dubbio, ancora più importante. Quindi un applauso a loro, complimenti all'associazione Bator Moros e a tutte le persone che seguono anche in questo caso la forza di questi giovani. E allora facciamo così, se mi permetti io voglio salutare la mia fidanzata in pubblico, qui un applauso a Melissa, noi siamo fidanzati da molti anni, è vero? Sì. Adesso sarà un problema liberare questo palco, ma ci proviamo, va bene? Perché voi sapete cosa fare, perché so che avete dei maestri importanti, quindi devi tornare, Melissa, al tuo posto, credo che escano prima i piccoli, non so come siete organizzati. Ringraziamo Michele Puddu che li ha accompagnati, un applauso a Oliena. Eccoli qua che escono, si accompagnano verso l'uscita. Le telecamere di Sardegna Live ovviamente in questo momento ci trasferiscono immagini particolari di questi bei volti che ritroveremo più tardi nella seconda parte del nostro spettacolo dedicato ai bambini, interpretato dai bambini che, come abbiamo detto all'inizio, portano un suono, indossano l'abito della tradizione, ci regalano la bellezza di questi anni che, come vedete, sono ben impiegati anche a valorizzare le nostre tradizioni. Ve l'ho detto, ci avremmo messo un po' a liberare il palco, ma sono davvero tanti, oltre 50 bambini che fanno parte dell'associazione culturale Bator Moros di Oliena. Eccoli qua, hanno liberato il palco, un applauso forte davvero. Roberto, tutto è pronto per il momento atteso da tutti in questo caso, perché c'è lui che conosciamo da sempre, ci lascia ad occhi sbarrati quando sale sul palco e mette in scena quella che è la sua forza, quella che è la sua bravura, quello che è il suo talento. Io chiedo a tutti i bambini, piccoli e grandi, a Samugheo, a Oliena, andate tutti davanti perché questo è un momento da non perdere e tra l'altro adesso accenderemo le luci perché lui ha bisogno di voi, perché, come posso dire, il suo mandato nel nome dello spettacolo ha bisogno della complicità di un pubblico partecipe e quindi avremo modo di giocare anche con le nostre telecamere un po' sul palco e molto su di voi. Per cui ho bisogno di vedere le persone, mi raccomando, perché questo è fondamentale, altrimenti lui non vi vede e non può fare quello che ha in mente di fare. È un protagonista assoluto. E poi la cosa più bella è che è un amico della Sardegna, la Sardegna la conosce davvero bene, ha la possibilità di fare tappa in Barbagia più volte e la gente di Sardegna non solo la conosce ma la ama, quindi questo penso che sia uno degli aspetti più belli che riguarda la sua persona. Tutto è pronto? Tutto è pronto, c'è anche una musica che lo accompagna e dicevamo è uno dei protagonisti assoluti dello spettacolo e della televisione, ogni volta che appare crea interesse e attenzione. Allora con un applauso bellissimo, perché la Sardegna è terra ospitale, con noi questa sera
Giucas Casella. Applauso forte. Eccolo qua, applauso per Giucas Casella. Ben trovati, grazie, grazie, grazie. Che meraviglia, grazie, grazie. Giuliano. Eccoci qua. Guarda Giucas quanta gente c'è in sala. Tutti qua per assistere a un tuo momento, a quello che ci regalerai in questa serata. Facciamo il numero delle mani legate, così. Mettete tutti con le mani incrociate e portarle sulla fronte, grazie. Ma tutti, voglio vedere tutti voi con le mani incrociate e portarle sulla fronte. Grazie, grazie, grazie. Vi diamo un po' di energia. Tutti, voglio vedere tutte le persone con le mani incrociate e portarle sulla fronte, così. Bene, ci siamo. Ascoltatemi attentamente, stringete bene le vostre mani. Ancora, stringeteli bene. Le vostre mani si legano sempre di più, si saldano sempre di più, si saldano sempre di più. Io conterò da 1 fino a 3. Al numero 3 chi sentirà le sue mani legate le lasci legate, penserò io a slegarle. Si saldano sempre di più, si legano sempre di più. 1, si saldano sempre di più. 2, adesso mi raccomando, chi sentirà le sue mani legate le lasci legate, penserò io a slegarle, di non sforzarle. Si legano, si saldano sempre di più. 3, e adesso chi sente le mani legate di alzarsi dal posto, bene. Si alzi signore, si alzi così, bene, si avvicini, grazie. Avvicinatevi che sentiamo ragazzi, così. Non i bambini, mi raccomando. Ecco, bambini tutti qua, che meraviglia. Come va signora? Mi abbassi la musica, mi dà fastidio. Deve essere un sottofondo. Abbassa ancora. Come andiamo? Come sente le mani? Legate? Questo è uno dei miei esperimenti. Anche... Venga qui. Chi ha le mani legate non è che vuol dire che è debole, è forte. Come andiamo? Bene, ma non riesco a sciogliere. Di dov'è? Di Tissi. Allora facciamo salire sul palco Giucas, se ci sono delle persone che non riescono. I bambini no, mi raccomando, i bambini no. No, ma facciamo solamente... Riesci a salire da qui? No, non ce la fai. Perfetto. Salite un pochettino, i bambini rimanete lì. Venga. Venga qua. Chi ha le mani legate, per il piacere di avvicinarsi. Venga. Questi bambini ti fanno male, basta. Bambini, li sciogliamo subito. Io conto da 1 fino a 3, al 3 si slegano. 1, 2, 3, slegatele. Visto? Bene. Come andiamo signora? Come? Si deve vergognare, venga qui, si vergogna. Perché si vergogna? Allora, lei è sorridente, ha un bel sorriso. Ci dica, molti pensano, è vero, non è vero, o sta cercando di... Le ultime 3, queste 3. Infatti stanno diventando cianuriche. Guarda, le rislego subito, va bene? Mi guardi? Stia tranquilla, perché io tocco le sue mani e si slegano. Ha visto come faccio? Applauso alla signora. Stia vicino a Giuliano, così. Poi la facciamo, scendiamo di sé. Come andiamo? Un po' agitato. Non può staccare le mani, Stia tranquillo.
Va bene? Perché io tocco questa gamba e diventa dura. Anche questa gamba. Le gambe sono completamente rigide, più dure. Adesso camminerà con le gambe rigide. Vado avanti. Le gambe completamente rigide. Come andiamo? Signore? Signore? No, non mi caschi, La terza gamba non c'è bisogno. Io tocco le sue mani e si slegano. Mi guardi? Adesso le gambe si piegano. Quella. È incredibile. Mi guardi? Perché io tocco le sue mani. Respiri. E si slegano. Tutto bene? Pazzesco. Noi possiamo slegare anche loro e facciamo un bel esperimento. Facciamo una cosa che ti suggerisco io tra poco. Puoi slegarli però perché li vedo un attimino imbarazzati e poi chiamo una persona con un oggetto particolare che vorrei fare con te. Allora, molti si chiedono di dove sei intanto? Io sono di Tissi. Di Tissi. Tissi. Tu? Anch'io di Tissi. Ma le vostre mani sono legate o... Sembra di sì. Io tocco le sue mani e si slegano. Io tocco le tue mani e si slegano. Prego. Un applauso ai signori, grazie, grazie davvero. Allora Giucas, ti devo dire una cosa. Sì. Io ti ho visto più volte fare un esperimento. Sì. E io vorrei che stasera tu lo ripetessi qua a Ololai, anche perché quando tu vai in pubblico c'è sempre un po' di diffidenza, giustamente perché il tuo lavoro è andato avanti negli anni tra chi ovviamente rimane affascinato e si chiede come fa. Se è vero o non è vero. Perché a volte si usa un termine sbagliato, ipnosi. In realtà tu sei un mentalista, che è una cosa un po' diversa. Sì, bravo. C'è una persona di Ololai che quando sono arrivato qua oggi mi ha un po' sfidato perché mi ha detto con me non riuscirà. Allora gli ho detto sì, è molto difficile che possa riuscire se tu gli opponi resistenza, ma io spero che lui faccia con te una cosa se tu porti sul palco un mazzo di chiavi di casa tua, quelle che vuoi tu. Possiamo far entrare questa persona? Sì. Allora con un bel applauso è uno dei componenti del gruppo folk e della Proloco di Ololai, un applauso bellissimo, eccolo qua. Tore. È del posto? Lui è di qua? È di Ololai, sì, è di qua, sì. È di Ololai. Qual è la chiave? Mi sta sfidando. Qual è che non gli serve la chiave? Scegli una chiave. Scelga la chiave. No, anche con la plastica. Anche con quella che vuoi, sì, allora. Quello che vuoi. Tiro fuori? No, lasciala nel mazzo. Questa o questa? Quale vuoi? Questa ti serve? Mettetevi in favore di telecamera. Ok, così. Ti do il microfono, te lo tengo io. Musica. Si chiama Tore. Possiamo usare un'altra chiave? È una sfida, però deve collaborare. Devi collaborare, non sfidarlo.
Strofina lentamente la chiave con tutte e due dita, tutte e due. E guarda lui. Anche la chiave, vediamo un po'. Continua, strofina, messi sopra. Ancora. Si piega? Si sente o no? Fai vedere? Oh, stop, fammi vedere. Teniamo un primo piano sulle mani. La chiave si è piegata. Guardi la chiave su. Com'è? Storta. Un applauso forte, praticamente lui ha tenuto la chiave in mano e col tocco, sfregandola, Pazzesca, guarda, l'ha piegata. Vabbè. La conservi, esprimi un desiderio egoistico, va bene? Conservi la chiave. La butto. Come? La butto. No, è storta. porta fortuna, la deve conservare. Come la butta? Deve essere come un talismano questa chiave adesso. Ho capito. Hai capito? E te la conservi. Va bene. Allora fammi capire, questa chiave cosa priva? Di dov'è? Di casa. Adesso stasera avrei problemi per rientrare. Come fai a entrare? Però... C'è qualcuno che ti apre la porta? C'è un'altra di scorta. Meno male. Un applauso forte a Tore. Grazie davvero. Giucas, c'è un momento che mi piacerebbe però farlo vivere ai bambini. Se noi chiamiamo qua i bambini intorno a noi, Sì. si dice che tu a volte trovi persone complici e quello ti dia una mano, no? Il compare. Compare, sì. Però c'è un problema, che la figura che sta per entrare è un po' difficile mettersi d'accordo con questa figura qua. Allora prima facciamo venire tutti i bambini sul palco, venite tutti qua, vi voglio seduti intorno a Giucas, di corsa però, venite bambini, mettetevi intorno a Giucas, seduti qua. Venite qua, venite qui sopra, venite. Sedetevi intorno Ecco, così. a Giucas. Qua. Sedetevi intorno. Che bello. Li facciamo sedere qua intorno, Giucas, perché vorrei che i bambini vedessero da vicino Certo. questo momento con una protagonista che sta per entrare. Adesso sono andati a prenderla. Ololai è uno dei paesi della Barbagia, un territorio che tu conosci molto bene, molto perché bene. insomma ieri sera hai inaugurato a Ovodda una mostra meravigliosa. Il Barbie di Giuseppe, il mio assistente, che è di Ovodda. Giuseppe Cinelli, che è 40 anni che lavora con me, è un ragazzo straordinario veramente. Giuseppe Cinelli è per me come avere un fratello, un figlio, un sì, parente. Allora, che cosa sta per succedere, Giucas? Noi abbiamo una gallina trattata benissimo. Mi raccomando. Bambini, dovete stare zitti. Shh, silenzio, e vedete che cosa succede. Che bella che Bambini. sei! Ehi, che meraviglia! Che meraviglia! No, ehi, ma perché fai così? Meraviglia! No. Ascolta. Come ti chiami? Bravo! Oh. Come ti chiami? Margherita, che bel nome. Senti Margherita, non mi farei fare brutta figura, eh? Io adesso ti addormenterò e ti porterò in catalessi. Margherita?
rilassati. Abbandonati. Dura e rigida. E ti sveglierai solamente quando te lo dico io. Sonno profondo, io adesso conterò da 1 fino a 3 e al numero 3 ritornerai. 1, 2, 3, svegliati! Perfetto. Un applauso per Giucas Casella. Allora, Devono venire a prendere la gallina? La lasciamo libera, bambini. Vieni Pierpaolo, vieni. Perché non deve succedere nulla alla gallina che ha così dormito, si è accompagnata con noi. io vi voglio ringraziare per avermi portato qua in questo posto meraviglioso. Vi auguro a tutti voi un buon Natale e un felice anno nuovo. Mossa di potere, change. Auguri, grazie per l'ospitalità. Grazie, su questo applauso vorrei un'inquadratura sul pubblico molto bella. Grazie. E vorrei Pierpaolo vicino a me. Pierpaolo insieme ad Alessandro Daga, al Comune, quindi a Ollolai Capitale, alla Proloco, hanno organizzato questo evento dedicato ai bambini. Quindi è lui quello che si è dato da fare per recuperare e proteggere la gallina, ma è lui insieme alla comunità di Ollolai che si organizzano sempre per creare occasioni di festa e di grandi momenti. Pierpaolo, vuoi dire qualcosa? Grazie a tutti gli ospiti, grazie a Giucas, e un grazie va alla Regione Sardegna che ci finanzia ogni anno questa bellissima manifestazione, questa e quella del 26 di agosto, quindi grazie veramente a tutti. E allora grazie davvero. Giucas, cosa possiamo augurare alla comunità di Ollolai? Come? Alla comunità di Ollolai, che cosa possiamo augurare? Auguro tanta felicità, serenità, quello che posso guardare, che la cosa che veramente ti tiene nel cuore. Change ancora per tutti voi. Un applauso a Giucas Casella. Grazie Giucas. Buon Natale. Allora Pierpaolo, ma ho visto Tore un po' scettico, ma non perché non credeva in quello che Giucas faceva, ma quando si è visto la sua chiave che sta ancora osservando che cosa gli è successo. Adesso insieme a te chiamo anche Alessandro e Roberto, così insomma è il momento dove voi potete salutare e poi torneranno i bambini protagonisti di questo evento. Vieni Alessandro Daga, che è il presidente della Proloco, al quale chiediamo subito, oltre che portare il suo saluto, di dirci questo mese di dicembre che cosa ci riserva ancora a Ollolai. Buonasera a tutti, intanto ringrazio tutti gli ospiti che sono qua oggi con noi e niente, a parte Happy New Year ci resta Augurio del Coro che si terrà il 26 sempre qua e niente. No, grazie veramente a tutti quelli che ci aiutano, alla Proloco, a Tore, a tutti gli altri
al sindaco che in prima linea ci dà sempre un grande mano, quindi vi aspettiamo di nuovo anche il 26 qui per festeggiare tutti assieme il Natale. Allora noi riprendiamo un po' la festa con i bambini. Roberto, volevi fare una domanda ai nostri due amici o passiamo subito al momento dei bambini? Andiamo al momento dei bambini, che avremo modo di intervistarli anche nei prossimi giorni. C'è stata l'accensione dell'albero in piazza, quindi tanti aspetti che riguardano la Proloco e tutta la comunità di Ollollai. Quindi ancora grazie a Pierpaolo e ad Alessandro, grazie per tutto quello che fate. Ovviamente questo applauso si allarga e si estende a tutti i soci della Proloco di Ollollai. Grazie ancora a voi. Noi proseguiamo con il nostro racconto, anche perché, come avete visto prima, andiamo da una parte all'altra dell'isola di Sardegna, approdiamo ancora una volta nella regione storica del Mandrolisai e quindi Samugheo con Sufedu, che ancora una volta ci regalerà un altro momento. L'applauso per loro, Sufedu, Samugheo, accompagnati da Roberto Fadda con la fisarmonica che è già pronto in postazione per raccontare ancora la bellezza di un ballo. Abbiamo prima ringraziato e soprattutto salutato chi prende in mano quel filo della memoria e riesce a trasferirlo poi alle generazioni che ritrovano nella passione per il ballo e per la nostra cultura popolare quello che è lo spirito di un sentimento che abbraccia tutto il paese, in questo caso di Samugheo. Adesso che ballo ci regalate con l'organetto? Saddanza. Quindi Saddanza, Roberto, tutto dovrebbe essere pronto ancora una volta per i suoni e per la bellezza di Samugheo che attraverso anche i colori dell'abito tradizionale si racconta. Sufedu, Samugheo.
Roberto Fadda ha accompagnato i giovanissimi interpreti di Samugheo del gruppo folk su Fedu e davvero ci hanno regalato un bel momento e quindi vi ringraziamo moltissimo per essere stati ospiti di Ololai e vi annuncio già che tra poco a telecamere spente ci sarà un momento conviviale dove gli amici di Ololai hanno pensato anche di offrirvi qualcosa per stare insieme e condividere ancora la nostra serata, va bene? Un applauso per Samugheo. Grazie Roberto, impeccabile come sempre. Adesso l'altro Roberto mi raggiungerà anche in buona compagnia perché c'è un amico comune mio e suo che nei nostri appuntamenti ogni tanto viene a farci compagnia e in pochi minuti ci regala sempre dei momenti che invitano alla riflessione e stasera gli abbiamo chiesto di esprimere ad alta voce un pensiero sui bambini, sulla bellezza che portano ogni volta che compaiono, come questa sera qua in occasione di Appizzin Numitorro. Un applauso per Enrico, un applauso forte. Vieni Enrico. Allora, tra poco abbiamo un altro bel momento con due piccoli amici di Villa Urbana, però vorrei che tu adesso ci dicessi a modo tuo che cosa sono i bambini e che cosa rappresenta questa bella stagione che loro animano. Un bambino, signore e signori, è semplicemente una potenza. Questo cucciolo di umano, come tutti i cuccioli d'altronde, è l'affermazione contemporanea da parte della natura di volersi conservare e innovare allo stesso tempo. E questo pensiero il bambino lo esprime fin dalla nascita, col suo primo pianto, che in realtà è il primo grande canto di libertà. Perché di libertà? Perché a chi appartiene un bambino? Se vogliamo un po' a tutti. E perché un po' a tutti? Perché hanno molto da insegnarci. Tra il sorriso, l'entusiasmo, la spensieratezza, 3 cose vorrei condividere con i bambini un po' più adulti, che secondo me possiamo imparare da loro. I bambini ci possono insegnare infatti a essere felici con poco, o se vogliamo con niente. Ci possono insegnare a essere sempre occupati e ci possono insegnare a lottare con tutte le nostre forze per quello che desideriamo, talora finché non lo otteniamo. Tutti i grandi sono stati bambini. Il problema è proprio questo, che nel percorso noi ce lo dimentichiamo. Ma se vi ho detto che un bambino è un po' di tutti, è anche un po' di nessuno, è solo suo, perché come diceva Giuliano, il più bell'inno che prendo in prestito dalla musica italiana è a modo tuo, poter camminare, andare, crescere, pensare, vivere a modo tuo, senza gli stress, gli affanni, i pensieri negativi che vanno a turbare quello che è il sorriso, quello che è la purezza del bambino. E allora colgo l'occasione di questi bei colori, di questo bel evento, per rivolgere un augurio, un mio pensiero che potrebbe essere una cura a questo decadimento, a questo spegnimento dell'entusiasmo di un bambino. Appizzin Numitorro, tornare bambino, perché, come diceva un grande poeta, potranno cadere i grattacieli, le metropolitane e anche i muri alzati per il pane, ma contro ogni terrore e ogni timore che ci ostacola il cammino, a volte il segreto è rialzarsi con l'entusiasmo e il sorriso di un bambino. Buone feste a tutti, buon ritrovamento di gioventù, perché quei pochi fortunati che hanno vissuto un'esperienza premorte e sono tornati da noi hanno detto, giuro, io studio medicina, ve lo posso confermare, che quei momenti di assenza l'hanno percepito
come un ritorno all'infanzia, a un tempo più sereno, a un rallentamento dello stress. E allora, a Pizzino mi torno, a Pizzino nostro Raus. Grazie a tutti, buone feste. Enrico, questo bell'applauso è per te. E Roberto torna sul palco, credo, perché adesso sono tornati sul palco altri due di noi, di come vorremmo tornare ad essere, con quell'entusiasmo lì e quella voglia di cominciare un percorso. E allora li ripresentiamo, questa volta mescoleranno la loro piccola e giovane esperienza. E poi la cosa più bella che mi diceva Alberto di San Mugheo, che i paesi ovviamente devono relazionarsi tra di loro, e li ha ascoltati molto bene prima, e tra poco farà loro anche una bella proposta, quindi per condividere le esperienze del gruppo e le esperienze di questi due giovani. Quindi ancora un applauso per Elia e per Geremia Zucca, che arrivano da Villa Urbana e ci regalano ancora a Concordia i suoni della fisarmonica e dell'organetto. L'applauso per Elia e Geremia, grazie per questo ballo che ci avete regalato a Concordia, quella fisarmonica che ha ritrovato poi il suono dell'organetto. Grazie ancora, ci vediamo sicuramente presto, perché con loro avremo modo poi di affrontare tanti percorsi che la nostra Sardegna ha la possibilità di regalarci. E come vedete dalle nostre telecamere tornano ancora una volta sul palco i bambini di Oliena, il gruppo folk Battor Moros, quella forza di una comunità che resiste ma che offre numerosi spunti per guardare al futuro con gioia e soprattutto con tanta passione. Ancora un momento legato al ballo, alle nostre tradizioni, oltre 40 bambini che salgono sul palco, che si prendono per mano e che danzano, per regalare uno spaccato di una società che delle sue tradizioni ovviamente va fiera e orgogliosa. È il momento anche per arrivare poi ai saluti finali, caro Giuliano, perché noi ci ritroveremo in diretta il 26 dicembre. A proposito, domani saremo in diretta da Mandas, quindi seguiteci, perché vi racconteremo non solo la magia del Natale attraverso tanti ospiti che faranno parte del nostro percorso. Il 20 saremo a Nuoro, ma saremo anche qua a Ollolai per raccontare poi in un percorso del tutto nuovo. Ci sarà un ospite particolare il giorno. Quando? Il 26 di... Sei distratto? Ah, no, non sono distratto, è che sono concentrato su quello che mi resta ancora da dire, ma sono incantato soprattutto da questa serata, dove San Mugheo, Villa Urbana, Tissi e tutta l'area circostante, perché il coro di Tissi poi è un centro che raccoglie anche bambini da Perfugas in poi, e poi Oliena, che tra poco presenteremo. Secondo me è una delle edizioni più belle di Appizzino Mi Torro. Però, per tornare alla tua domanda, avremo Valerio Scanu,
tra gli altri ospiti, tra i tantissimi ospiti, il 26, quindi vincitore del Festival di Sanremo, una delle voci più belle in Italia, quindi sarà qua a Lollai per fare festa con noi. Quindi siamo ai saluti finali, loro saranno in qualche modo la chiusura anche di questo evento. Grazie a chi ci ha dato luci e suoni, grazie alla regia di Sardegna Live, grazie a Pierpaolo, ad Alessandro, a tutti i componenti della Proloco e grazie a tutte le persone che ovviamente sono state in nostra compagnia questa sera. L'appuntamento è per il 26, salutiamo anche le persone che ci stanno seguendo in diretta su Sardegna Live, che sono lì a scrutare ogni dettaglio e un'immagine di questa bellissima serata. Grazie davvero per averci seguito. Sarà Cristian Calareso a regalarci le note di chiusura. Torniamo a Oliena, al fascino, alla bellezza, con i piccoli protagonisti della grande associazione Battor Moros. Saluti da Lollai e viva il Natale e viva la Sardegna! Buonasera a tutti.
La Sardegna è fuori dal tempo e dalla storia. È il luogo in cui nascono i colori prima di diffondersi nel mondo. La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi. 24.000 chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come paradiso. Siamo il regno ininterrotto del lentischio, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi.